Celebrata a Porto Tolle, nella piazza Martiri della Libertà di Cavenier, la giornata dell'unità nazionale delle forze armate, alla presenza del sindaco Roberto Pizzoli e dell'assessore Silvia Boscolo. In prima fila i rappresentanti delle forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Capitaneria di Porto. Presenti l'Associazione Bersaglieri, Associazione Auser Porto Tolle, Pados, Avis, Associazione Lagunari, Associazione Alpini e Associazione Marinai. Dopo l'alzabandiera e la solenne messa officiata da padre Fiorenzo Biasibetti, il sindaco ha voluto sottolineare. Voglio arrivare con due piccoli messaggi, ma che sono veramente grandissimi in questa giornata. Una per ricordare l'unità d'Italia e naturalmente la guerra del 15-18 e tutte, gli diceva prima padre Fiorenzo, quei giovanissimi, quei ragazzi che hanno sacrificato la loro vita. Sono i nostri bisnonni, i nostri nonni, i nostri bisnonni, forse adesso anche i trisnonni, perché ormai le generazioni, no, cambiano, ma soprattutto sono dei nomi, dei cognomi, sono delle persone che avevano una vita, che avevano una famiglia, che avevano dei cari, che avevano coloro che comunque facevano crescere la nostra nazione, i nostri paesi, andavano a lavorare il nostro terreno, davano comunque quel supporto a quella vita familiare e hanno dato la loro vita per un ideale, per la patria, per il valore di quegli ideali che allora si riusciva a perseguire, che forse oggi sembra un po' sfumato attraverso tante, no, tante sfumature di questa vita che è fatta forse in modo diverso, fatta con parvenze che difficilmente oggi, se prendi un ragazzo di 15 anni, di 18 anni, ma forse anche, non dico un ragazzo, ma anche un uomo di 50, fatica a percepire. Ed è quella percezione di quel valore assoluto ed è quella percezione che ancora oggi dobbiamo portare all'interno delle nostre scuole, che deve essere fatta come educazione civica, che deve essere fatta attraverso dei progetti che vengono tramandati, perché non è solo un ricordare, il famoso ricordo di chi ha dato la vita, è proprio il valore di chi ha dato la vita, che ripeto ha un nome, un cognome, ed erano dei ragazzi, dei giovani, ma anche delle ragazze che in quel periodo magari nascondevano i militari, magari avevano il modo di soccorrerli, magari di tutte quelle persone che veramente si sono sacrificate.